Intanto benvenuto a tutti. Allora, permettetemi prima di iniziare col tema con cui abbiamo intitolato questo nostro evento, di spiegarvi il perché abbiamo deciso di trattare un evento culturale all'interno di una campagna elettorale che normalmente si occupa di altro, di diatribe, eccetera, eccetera. Noi vorremmo anche per il progetto politico che stiamo rappresentando uscire un po' da questo cliché e occuparci di formazione. In politica la formazione deve essere continua. Abbiamo peraltro, tornando al nostro progetto politico, che è assolutamente una novità, il dovere di caratterizzare i termini ideali e culturali. Il nostro simbolo, Lega PISDAZ, è frutto di un accordo tra la Lega e il Partito Sardo d'Azione e si presenta per la prima volta in Sardegna. Questo fatto è molto stimolante, non solo per gli esiti, speriamo per noi favorevoli, della campagna elettorale, ma è molto stimolante perché ci suggerisce di andare a ricercare delle radici, delle identità. L'occasione di oggi è a tal proposito interessante, nel senso che andiamo a discutere, grazie ai nostri relatori, quindi innanzitutto per Paolo Cozza, studioso, appassionato di politica, autore del libro La verità sardista. L'editore Gino Di Virgilio e un altro studioso di storia e di politica, Mario Carboni. Allora, questo dicevo, l'argomento sono appunto le radici e l'identità. Perché è importante il lavoro fatto per Paolo Cozza, che sicuramente le ha costato tanti sacrifici in termini di ricerche presso la stampa del tempo, i pochi documenti disponibili, ma va a indagare un periodo storico, diciamo, ignorato e per lo più, la cosa grave, occultato. Si parla infatti di un periodo che va dal 1919 al 1924, che ha visto nascere il Partito Sardo d'Azione, ma anche la sua confluenza nel Partito Nazionale Fascista. Questo fatto politico è ricordato come sardofascismo. È un periodo che non è stato assolutamente né buio né triste come alcuni raccontano per la storia della Sardegna, ma è stato invece prodigo di grandi risultati. Il risultato più importante fu il riconoscimento alla regione sarda di un contributo straordinario. Stiamo parlando di 1 miliardo di lire a quei tempi. Quel miliardo di lire consentì di trasformare alcune città italiane, un po' Cagliari, che da un villaggio che era praticamente di per sé una città, ma anche di costruire nuove città, le cosiddette città fondazione, Arborea, Carbonia, Fertiglia, di costruire la diga del Tirso, del Coghina, di realizzare strade, ospedali e quant'altro. Quindi è un periodo che va ricordato perché anche in termini culturali e anche politici è comunque ancora dico di fermenti interessanti. E dunque noi come campagna elettorale faremo anche altri eventi che facendo lo sforzo al massimo per presentare ai nostri cittadini delle soluzioni alle istanze, ai problemi di questa nostra Semini. Quindi abbiamo in previsione un altro evento che tratterà di recupero urbano, di verde pubblico, di vivibilità di Assembly, ce l'abbiamo in programmazione e appena riusciremo a fissare una data ve lo faremo sapere. Dopodiché io inviterei il nostro candidato sindaco, futuro sindaco, Antonio Scano, a salutare il nostro pubblico. Grazie Gianluigi, io rubo proprio 2 minuti per dire che condivido appieno l'approccio di Gianluigi nel voler, oltre a fare la campagna elettorale classica, ma
voler tornare alla politica che certi definiscono vecchia, ma che è la vera politica, cioè una politica che è fatta non solo di contenuti ma e di cose pratiche, ma anche di uno studio delle nostre radici, ma è necessario ritornare un po' indietro, cioè ricominciare a fare politica con dei dibattiti pubblici dove le persone abbiano la possibilità da un lato di ascoltare le persone che studiano, dall'altro di poter elaborare nuovi concetti. Abbiamo la necessità di avere intellettuali in politica, intellettuali nel senso che siano persone che elaborino dei problemi e trovino soluzioni. Mi fa particolarmente piacere e ribadisco e penso che sia un problema un po' per tutti i sardi, che naturalmente tutti abbiamo fatto dei percorsi di studi, chi magari di diverso genere, però è stata sempre e comunque la storia della Sardegna è un tabù. Cioè io ho fatto un percorso di studi, liceo, poi università, di storia della Sardegna non c'è traccia da nessuna parte. Quindi è indispensabile per i sardi, per poter andare avanti, conoscere quali sono le nostre radici, da dove veniamo, che cosa eravamo e cosa vorremmo diventare. Quindi io, come tutti gli altri, oggi sono qui in una... Naturalmente la mia posizione è quella dell'ascolto, perché ritengo, anche la nostra coalizione lo dice, cioè per andare oltre abbiamo bisogno del contributo delle varie anime della nostra coalizione, e ritengo che per fare un lavoro, per andare oltre anche ad Assemini, sia necessario prendere il buono che c'è in ognuno di questi gruppi che abbiamo. Qualcuno ci definisce una cozzaglia, invece ho sempre detto che siamo 5 gruppi che sono complementari, perché la tautologia non esiste, quindi noi tutti assieme, con lo sforzo che abbiamo fatto sino ad ora e con lo sforzo che faremo anche in futuro, saremo in grado veramente di trasformare Assemini. Abbiamo dei contenuti e un programma che è fatto anche di piccole cose pratiche, però la politica deve andare oltre, deve comunque elevarsi ad una politica che è non solo la manutenzione delle strade, ma noi dobbiamo fare in modo di creare e costruire una nuova classe dirigente. Quindi per questo motivo ritengo che queste iniziative debbano essere fatte e ripetute in continuazione. Naturalmente in campagna elettorale è più facile incontrarsi, ma una delle cose che se avremo la fortuna di poter governare sarà quello di coinvolgere i candidati non solo oggi e i cittadini, ma anche per tutti i 5 anni che andremo ad amministrare. Quindi io ringrazio i relatori, ringrazio Gianluigi, ringrazio naturalmente il gruppo Lega Bisdazzi, perché so i sacrifici che si sono fatti tutti assieme per riuscire a presentare il progetto alle elezioni alle amministrative di Assemini. Io ritengo che i risultati verranno per la coalizione e in questo caso per il vostro gruppo. Io sono contento di aver coinvolto Gianluigi, Massimo, Gigi e gli amici, Stefano, tutti gli amici qui presenti, perché abbiamo faticato perché i tempi erano ristretti, ma secondo me questo è un seme che porterà dei frutti. Io, essendo figlio di agricoltore, sono abituato ad arare, seminare e poi raccogliere. Quindi adesso ascoltiamo con molto piacere le relazioni. Grazie. Allora, adesso la chiedo all'editore Gino Di Vigilio, anche il gruppo con grande sforzo che è encomiabile, per dare voce a questa storia. Grazie Gino. Grazie a voi. Allora, è con immenso piacere che sono oggi qui in mezzo a voi, intanto, in mezzo a tanta bella gente. Non se ne vedono sempre così tante persone, dunque per me è molto importante. Mi sono portato dietro dei libri che io come aziendina ho editato, e l'ultimo quello di Pierpaolo, appunto. Sono legato un po' a tutti, questo è il primo, questo è il secondo, quello di mezzo voglio dire perché ce ne sono tanti altri, e l'ultimo sono legato in modo particolare perché non avevo editato ancora niente del genere, qualcosa di sardo, chi si occupava della sardità, tipo qualche commedia, anche qualcosa di molto particolare. Mi ha dato l'opportunità di conoscere con precisione, minimesimale oserei dire, quella parte di storia che non conoscevamo, quel modo in cui è nato il partito sardista, quel modo in cui dal partito sardista è venuto fuori il partito sardo fascista, perché siamo stati diversi anche a livello di, se posso dirlo,
siamo stati diversi da quello che è stato quello sviluppo del partito fascista in tutta l'Italia. Siamo particolari, ma noi siamo sardi. Abbiamo un qualcosa che ha, diciamo che è qualcosa di diverso. E diversa è la nostra storia. E parafrasando un pochino quello che ha detto il sindaco, noi ci dicono sempre che siamo dei neolatini, veniamo da, loro vengono da, e qui la cultura della civiltà è questa. Noi cerchiamo di fare quel po' che riusciamo a fare attraverso i libri, attraverso la cultura, attraverso la lettura, e possibilmente cerchiamo di presentare le nostre opere in modo che vengano acquistate, perché poi altrimenti anche un hobby come lo è il mio, che è un'altra attività che ritengo molto importante allo stesso, è un hobby ed è solo un hobby, è un hobby che mi dà un po' di cultura, un po' di possibilità di incontrare, come detto prima, tanta bella gente, cosa che solitamente non capita, e questo fa veramente molto molto piacere. Nulla, l'azienda ve l'ho presentata, è semplicissima, sono io e mia moglie, i miei figli, in pratica nulla di più. Ci piace editare qualsiasi cosa che sia interessante, che sia piacevole da leggere, che sia piacevole da tramandare, da passare agli altri, in modo che questo passare sia un modo di dare all'interno dell'individuo quella cultura che spesso non si ha, non perché non ci sediamo a studiare, eccetera, ma perché certe cose, certi racconti di vita vissuta sono molto 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 particolari e sono molto molto interni alla persona. Se riusciamo invece a mandarli a tutti, e non è difficilissimo perché basta scrivere, io ho la passione di scrivere ma posso dedicarmici pochissimo perché l'altro che lavoro mi toglie tanto di quel tempo che è impossibile dedicarmici. Mia moglie mi tira qualcosa, no? Comunque nulla, io mi sono presentato, ho presentato i miei libri, poi lascio lo spazio completamente a Pierpaolo perché lui è molto più preciso nella situazione, nel presentare i fatti che sono, ripeto, molto 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 importanti, appunto perché trattati in modo quasi freddo, con delle date, con dei discorsi, con degli incontri, e poi sapere che qualcuno, questo qui non era... No, era... quello dirà lui però che cosa. Che cos'è? Allora, grazie. Grazie. Allora, adesso la gradito l'intervento di Mario Carboni, studioso, dirigente del Partito Sardo. Intanto buonasera a tutti quanti. Questo libro intitolato La verità sardista 1919-24 ci parla di fatti accaduti esattamente 100 anni fa. Ed è un'epoca enorme ed è un periodo storico di pochi anni, cioè di 4, 5, 6 anni, talmente pieno di avvenimenti, talmente pieno di proposte, talmente pieno di ideali e di progetti per la Sardegna che ancora oggi noi viviamo da quella radice. È come se fosse una fontana dalla quale esce tutta l'acqua che noi beviamo in politica. Perché accadde questo? Accadde perché la Sardegna, naturalmente, come colonia passata dalla Spagna, poi al Piemonte e poi allo Stato italiano, era ridotta in condizioni veramente terribili. Pensate che l'80%, in certi paesi il 90% di sardi erano analfabeti, cioè non sapevano né leggere né scrivere. Questo pochi lo ricordano, non hanno idea di cosa possa essere non saper leggere e non saper scrivere. Vuol dire che ogni comunicazione è una comunicazione orale, bisogna parlare con la gente. Poi ritornerò su questo punto e perché l'ho detto. Era anche un'isola dove c'era la malaria. Noi non abbiamo più idea di cosa sia la malaria. La malaria significava, per esempio, che nel 1943 si ammalarono 200.000 persone di malaria, perché con la guerra che c'era stata e anche le poche cose che erano state costruite contro la malaria
non c'erano più, non c'era più assistenza medica, ancora non erano state inventate le necessarie attività per distruggere la malaria, per cui noi eravamo un popolo che resisteva e viveva perché doveva vivere e doveva ancora manifestare la propria esistenza come nazione. La nostra è una storia lunghissima e questa è una parte moderna della storia che naturalmente, oltre alla storia antica, anche la storia moderna noi non la conosciamo, perché come si trasmette la storia? Si trasmette soprattutto con la scuola, ma la nostra è una scuola coloniale, cioè una scuola che ci parla dei Romani, ci parla di quando hanno fatto con l'aratro i 4 lati di Roma, che va anche bene, è bene conoscere la storia del mondo, però non conosciamo la nostra. E la scuola anche che non ci insegna la nostra lingua, anzi lavora perché la nostra lingua venga distrutta e cancellata. Allora era ancora peggio, se non che la politica mondiale ha sempre toccato la nostra terra. Noi siamo diventati sotto i piemontesi per una guerra europea che è durata 30 anni, la guerra di successione spagnola, e comunque negli anni 13, 14, 15 sino al 18 ci fu la Grande Guerra. La Grande Guerra che noi su quello sappiamo molto, ma sappiamo anche che i sardi parteciparono a quella guerra in una formazione formata da soli sardi. L'unica formazione militare italiana del Regno d'Italia di allora, formata da una rappresentanza regionale, fu la Brigata Sassari, ma non era solamente una rappresentanza regionale, era una rappresentanza della nazione sarda, perché come ho detto prima, il fatto che il 70%-80% dei sardi, contadini, pastori e operai fossero analfabeti, significava che parlavano solamente il sardo. Immaginate che cos'era allora, per cui gli ufficiali, che erano ufficiali giovani, studenti o universitari della piccola e media borghesia sarda, cioè quelli che erano usciti a fare il liceo o avevano un diploma oppure si erano laureati, erano gli ufficiali di questa Brigata Sassari. Una brigata che dimostrò durante la guerra, in questa tragedia, in questa guerra che loro non sapevano neanche perché fosse stata dichiarata, non sapevano neanche quali erano gli interessi in gioco, e comunque si comportarono così bene che fu portata la Brigata Sassari agli onori della cronaca, medaglie d'oro, d'argento e tante altre cose. Chiaramente fu una carneficina. Abbiamo un racconto molto bello, un libro molto interessante fra i tanti scritti dai reduci della Prima Guerra Mondiale, quello di Russo, un anno sull'altipiano, che bisognerebbe anche leggerlo di più di quanto sia letto, ma non solo quelli, che racconta cosa successe. Gente mandata all'assalto in maniera selvaggia, morti a montagne. Io ho avuto il racconto di l'età, per cui lo posso dire. Mio nonno ha partecipato alla Grande Guerra della Brigata Sassari, fu anche ferito e invalido, e mi raccontava per esempio davanti a Gorizia, quando andavano all'assalto, e ogni volta c'era uno strato di morti che superava quelli che erano già caduti prima. Comunque il fatto fu un fatto terribile. Si può parlare male della guerra, si può parlare male di quella guerra per i danni che ci fecero, perché poi noi avemmo la più alta percentuale di morti fra tutte le truppe italiane, quindi ci fu anche una decimazione dei nostri maschi
anche quelli della classe 1899, cioè 17enni, cioè riuscirono a prendere i ragazzi di 17 anni e mandarli a fare la guerra. Però ci fu un fatto positivo. Il fatto positivo fu questo, che per la prima volta i sardi del nord, del sud, dell'est, galluresi, catalani di Alghero, campidanesi, barbaricini, per la prima volta si trovarono assieme. Si trovarono assieme e capirono che la divisione non serviva per ottenere quello che loro volevano, cioè stare meglio, lavorare, guadagnare, mantenere le loro famiglie, studiare, evolversi, bisognava essere uniti. Questo fu favorito anche dal fatto che gli stati maggiori capirono questo e quindi fecero molte promesse, istituirono degli uffici particolari per la propaganda per i combattenti della Brigata Sassari. Guardate, voi adesso state combattendo per il re, per la patria, ma figurate come ne importava, ma quando tornerete avrete i pascoli, avrete le terre, quando nelle miniere voi avrete il vostro salario giusto e tutto quello che si poteva promettere per i fanti della Brigata Sassari. Quando la guerra fu vinta, tornarono in Sardegna e primi in Italia organizzarono l'associazione dei reduci di guerra e dei mutilati e invalidi di guerra, che questa associazione radunò tutti i fanti della Brigata Sassari tornati, con a capo chi? Gli ufficiali, i sottufficiali che li avevano comandati durante la guerra. Questa associazione si trasformò in pochissimo tempo nel Partito Sardo d'Azione. Pensate che quando si riunivano, quando c'era una riunione tipo questa, si diceva andiamo in quel posto che facciamo una riunione del Partito Sardo d'Azione, venivano incolonnati per 5, marciando come in guerra, con a capo gli ufficiali, cioè questi 5 anni di guerra terribili li avevano forgiati in tale maniera che erano diventati un corpo unico. Ma non solo erano un corpo unico, avevano questi ufficiali dei sardi che erano la migliore gioventù che si potesse trovare in Europa, i più intelligenti, i più colti, i più politici, che misero in piedi una teoria. La teoria era la teoria dell'autonomia della Sardegna, cioè ritornare a quello che era la Sardegna prima della fusione del Regno di Sardegna col Piemonte, avere i propri organismi di governo, avere il proprio Parlamento, poter fare le proprie leggi, poter autogovernarsi. Stamparono un loro giornale, che è il giornale Il Solco, parteciparono alle prime elezioni provinciali in Sardegna e si presero quasi tutte le province. Battendo chi? Battendo le vecchie associazioni, diciamo, camorristiche, anche se non era una camorra tipo quella napoletana, ma del potere sardo che si vendeva al Parlamento italiano e che era l'intermediario della colonizzazione in Sardegna, il famoso Cocco-Orto. Ma in quel momento, naturalmente, dire che era nata una forza politica che era, primo, repubblicana, secondo, che voleva l'autonomia, voleva cambiare lo Stato, voleva cambiare il regno, era una forza rivoluzionaria, per cui aveva contro il potere generalizzato, ma era talmente forte questa spinta popolare che era quasi irrefrenabile. Tenete conto che il periodo era il periodo della guerra fra l'Irlanda
e l'Inghilterra, che era ben conosciuta, tant'è erano chiamati sardisti. Perché? Perché gli irlandesi erano chiamati irlandisti, e chiamarli sardisti era una forma dispregiativa. Siete sardisti perché siete come gli irlandisti, cioè siete separatisti, volete staccarvi e quindi siete un pericolo generale. Il Partito Sardo d'Azione aveva in effetti queste pulsioni irlandiste, ma era federalista, quindi aveva il progetto dell'autonomia molto approfondita, però con la trasformazione federale, quindi non era per il distacco con l'Italia. E veniamo al libro. Scusate se l'ho fatta un po' troppo lunga, perché proprio in quegli anni anche nella penisola bolliva tutto quanto. Perché? Perché nel 1917 c'era stata la rivoluzione comunista in Russia, con una spinta a esportare questo tipo di rivoluzione in tutto il mondo. C'era un fortissimo partito socialista in Italia, perché era stato dato dopo tanti anni il voto a tutti quanti, ai maschi, non alle donne, però le donne lo ebbero nel 48. Per cui c'era un grosso scontro sociale. Da questo scontro sociale nacque il movimento fascista, col partito nazionale fascista, che però in Sardegna non attichiva. Perché? Perché in Italia in effetti aveva questa base nel combattentismo in Italia, gli arditi, i combattenti, poi ci fu Fiume, D'Annunzio. È molto complicata la cosa, ma anche molto interessante. Però in Sardegna c'erano i sardisti, quindi c'era un gruppo di fascisti che però erano artificiali, organizzati e pagati dai grossi industriali delle miniere, che non erano farina per fare ostie. Loro volevano il fascismo non per fare una rivoluzione fascista come magari volevano fare in Italia, ma per mantenere il loro potere e continuare a sfruttarci. E lo scontro col partito sardista fu enorme. Infatti quando i fascisti ben alimentati si organizzarono per manganellare e fare un po' di violenza, i sardisti organizzarono le camicie grigie. Si organizzarono in maniera militare, vestiti da militari, con la camicia grigia, con un fazzoletto nero, con i 4 muri in petto, e contrastavano i fascisti. Quando Mussolini prese il potere, vi tralascio tutta la parte, poi ne parlerà magari l'autore su certe cose, tutta la parte elettorale dell'elezione al Parlamento, perché è complicata la cosa. Ma a un certo punto Mussolini era al potere e non riusciva a venire a risolvere il problema della Sardegna, che era ribelle. Non solo era ribelle, ma aveva un progetto completamente alternativo a quello mussoliniano, che era centralista, mentre il progetto sardista era federalista. Allora decise di trovare una soluzione. Mandò un generale in Sardegna con l'incarico di vedere come questo problema potesse essere risolto. E l'idea qual era? Era quella, in termini molto semplici, di far fuori i fascisti, sostituirli con i sardisti e ricostruire il partito nazionale fascista in Sardegna su basi sardiste. Per fare questo ci fu tutta una serie di movimenti, di incontri, di discussioni, dove la dirigenza sardista fu tutta quanta coinvolta. Chi fu l'elemento portante di
di questo avvicinamento fra il sardismo e il fascismo. E tenete conto che il fascismo allora non era quello che poi noi conosciamo adesso, che poi si sviluppò negli anni e divenne dittatoriale e autocrate e fece la guerra. No, ancora non era così. Era ancora un magma che comunque rispondeva a una esigenza di cambiamento generale della società, di opposizione al comunismo, di opposizione al sovietismo, e quindi non era facile determinare i rapporti con il Partito Nazionale Fascista. Emilio Russo venne incaricato dal direttivo del Partito Sardista di fare assieme ad altri le trattative col generale Gandolfo. Ed era convinto per fare queste trattative. Gli incontri furono veramente molto approfonditi, il partito sardista era convinto, tranne però una parte che aveva capito che la cosa non andava bene, e che erano Camillo Bellieni ed altri molto importanti sardisti che dicevano no, questo non va bene, perché loro avevano lo sguardo che vedeva molto più lontano degli altri. Gli altri però non lo vedevano. E soprattutto Emilio Russo, secondo me, fu anche tentato, non solo perché era convinto, perché Emilio Russo ha avuto tantissime vite, è stato un uomo che ha avuto tante vite, ha avuto un'evoluzione complessa nella lunga sua vita, e in quel momento lui aveva un'ideologia che era legata alla vicenda di Fiume. Lui era antisocialista, era anticomunista, era diciamo legato alla struttura culturale del sindacalismo rivoluzionario, che era rivoluzionario ma era completamente diverso dalla componente comunista e marxista di allora. E soprattutto Mussolini e il generale Gandolfo lo avevano illuso, cioè lo avevano illuso nel senso che gli avevano promesso che sarebbe stato lui il capo del partito fascista in Sardegna, con dentro il corpo fondante dei sardisti. Però a un certo punto si rese conto che Gandolfo non aveva i pieni poteri per rispondere a questo e si ritirò. Ci fu una prima parte di ingresso di sardisti nel Partito Nazionale Fascista, però la seconda fusione fu molto più forte, per cui quasi la metà del partito sardo entrò nel Partito Nazionale Fascista. Questo si vede bene dalle elezioni che avvennero successivamente, dove il Partito Sardo d'Azione mantenne la metà circa dei propri voti ed era molto forte, tant'è ancora si riuscì a resistere prima che ci furono le leggi fascistissime, e quindi Mussolini eliminò ogni forma democratica e ogni forma partitica dall'intero regno italiano. Che successe quindi? Successe che in Sardegna ci fu questo fenomeno peculiare, particolarissimo, che fu il sardofascismo, da non confondere col fascismo. Fu una cosa completamente diversa, tant'è che sia i sardisti che entrarono nel Partito Nazionale Fascista che quelli che rimasero fuori furono legati in una società segreta che si chiamava Endurani, e ci sono le prove anche per questo, per cui continuavano a sentirsi, perché l'idea era quella di portare avanti il progetto sardista anche durante il fascismo, perché era talmente preponderante che loro decisero che almeno riusciremo a portare avanti
le nostre cose. E in effetti i primi anni furono anni estremamente positivi, intanto perché erano onesti, onestissimi, erano capaci, avevano energia da vendere, riuscirono ad avere, come è stato detto prima, il miliardo, che fu una cifra enorme di allora, anche se era 100 milioni all'anno in 10 anni, che poi non vennero dati tutti, perché a un certo punto il fascismo nel 1927, quando ormai era diventato quello che era diventato, fece fuori tutti i dirigenti sardisti del saldofascismo, anzi li perseguitò e mise a capo quelli che seguivano Roma, e quindi la ruota era girata al contrario ancora una volta. Perché raccontare questa storia? Questa storia va raccontata perché bisogna portarla ad oggi. Cos'è il sardismo oggi? Il sardismo oggi, con la caduta delle grandi ideologie, con la caduta dei grandi partiti ideologici o confessionali, ha posto i sardi di fronte alla domanda di sempre: cosa facciamo? Come riusciamo a stare tutti assieme per fare forza paris e risolvere i nostri problemi, amministrare le nostre cittadine, amministrare la regione, avere il potere per finalmente essere noi stessi liberi e autogovernarci? La risposta è semplice: bisogna non avere delle frontiere ideologiche, ma mettere all'interno di una forza politica chiunque sia onesto, abbia a cuore il bene della Sardegna, che siano socialisti, comunisti, democristiani, repubblicani, grillini, chiunque, solamente sotto la bandiera dei quattro mori e con un programma da portare a compimento negli anni dove questo programma è stato stilato e stabilito. Quindi il sardismo oggi si trova in una fase di rifondazione, perché la gente ha perso speranza nelle forze politiche, la coscienza sarda è aumentata tantissimo, perché evidentemente oggi leggiamo tutti, abbiamo studiato, siamo in grado di apprendere le cose e di ragionare, per cui si capisce che questa è la via da seguire. Per cui le differenze destra, sinistra, centro e altro sono differenze che vanno superate sul piano del programma e degli obiettivi strategici per la Sardegna. Tant'è questa alleanza che noi abbiamo fatto con la Lega ha scatenato tante critiche, l'avete visto. Perché tante critiche? Noi siamo gente libera, abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto un patto, i leghisti governano la Lombardia, la Liguria e il Veneto, che sono le migliori regioni italiane a livello europeo e migliori di altre regioni europee, governano le più belle e grandi città italiane. Perché non dobbiamo fare un patto con loro? Lo facciamo, loro ci rispettano, hanno detto che metteranno in pratica i nostri programmi fondamentali, che sono la libertà della Sardegna, sono il benessere, sono il nuovo statuto per la regione, sono la lingua sarda in tutte le scuole, sono la zona franca, che è anche uno strumento economico che ci hanno sempre combattuto e che noi invece continuiamo a volere e riusciremo a fare. Grazie. Molto esauriente e interessante, grazie. Allora, l'ultimo tocca all'autore Pierpaolo, e poi se dopo, a termine della relazione di Pierpaolo, avete piacere di fare domande, avete curiosità, possiamo ancora trattenerci secondo vostro piacere. Prego. Intanto buonasera a tutti. Vi confesso che parlare dopo Mario Carboni non è facile.
perché comunque è uno studioso e io diciamo che sono un ricercatore per hobby, quindi è complicato, però sono costretto anche a smentire alcuni suoi passaggi e anche alcune sue parole. Il periodo della prima guerra è sicuramente il semenzaio del sardismo, perché fu lì che si furono amalgamate le varie anime sarde che sino a quel momento parlavano anche dialetti diversi, non parlavano italiano, non sapevano scrivere, non sapevano leggere, è normale che si sono conosciuti per la prima volta lì e per la prima volta lì si sono uniti. E da lì diciamo che oltre a uscirne poveri e fisicamente rotti, ne sono usciti amalgamati uniti tanto che, come ci raccontava Mario, appena sono rientrati in Sardegna la prima cosa che hanno pensato è di creare l'associazione ex combattenti, che era un'associazione nazionale, non un'associazione sarda. E questo ci fa capire che queste persone erano sovraniste a livello nazionale ma erano autonomiste. Sembra quasi un qualcosa che non combacia, però questa è la verità. Loro credevano in un'autonomia forte, in un federalismo, ma credevano fortemente nell'unità d'Italia e qualcuno comunque, non tutti, ma molti conoscevano cos'era l'unità d'Italia e hanno combattuto per l'unità d'Italia, soprattutto quelli che avevano studiato. Ed era un controsenso entrare qua e dire ci stacchiamo dall'Italia, ci stacchiamo da quella nazione per la quale abbiamo donato la vita. Per capirci però bisogna conoscere anche le due ideologie, sia il sardismo che il fascismo. Io che le ho studiate tutti e due, il fascismo non è quell'aggettivo dispregiativo che siamo abituati a sentirci dire in giro, è un'ideologia politica con il suo bene e il suo male, con i suoi pregi e i suoi difetti, come d'altronde le sono tutte le ideologie politiche, perché forse perfetta non esiste neanche una. E queste due ideologie, proprio perché nascevano nello stesso periodo e proprio perché arrivavano dalla guerra entrambe, erano più o meno simili. Le differenze erano che il fascismo era accentratore su Roma e il sardismo era federalista. Erano entrambi contro il comunismo, contro il socialismo. È vero anche che all'interno del partito Sardo d'Azione c'era quel DNA del sardo 100 Gocas, 100 Barritas, perché comunque c'erano tante ideologie di pensiero. Le due macro ideologie erano divise in due, Cagliari e Sassari, una guidata da Camillo Beglini e l'altra guidata da Emilio Lussu, giovanissimo all'epoca, tanto che nel 19 non era neanche candidabile, quindi era proprio giovanissimo, però era un leader, non era il santo che ci fanno credere, assolutamente, non lo era per niente. Era un bravo politico, sapeva addestrarsi, sapeva muoversi, sapeva tirare masse, sapeva fare anche colpi. Giusto un inciso, poi dopo torniamo all'inizio, l'accordo con Gandolfo lo fece, ci furono testimoni. Uno dei testimoni più importanti è una persona che penso che nessuno di voi sappia che è un sardista, che è Enrico Endrich, conosciuto in tutta la Sardegna e a Cagliari per il podestà di Cagliari, per il grande fascista, per il grande missino, e a livello nazionale per l'unico che ha rinunciato al vitalizio. Non lo ha mai preso e non l'hanno neanche preso i suoi eredi. Lui era un sardista. Sardista, è morto sardista, nonostante fosse un deputato dell'MSI. Questo lo possiamo dire perché lui nel suo ultimo libro, che tra l'altro pubblicò la moglie dopo che è morto, 50 anni dopo, lui lo ammise proprio che era sardista, che aveva dei rimpianti sull'accordo, perché certe cose non furono fatte, però diceva che era un sardista, non diceva sto morendo fascista. Poi tutta l'opinione pubblica, sfido chiunque a trovare, uscendo da qua, 10 persone che ci dicono che Enrico Endrich era un sardista, è impossibile, ci diranno tutti che era un fascista. Torniamo a noi, e quindi al vento della guerra questi si organizzano e nel giro di un annetto diventano una forza politica che spaventava tutte le forze politiche in Sardegna.
uno slogan era che loro erano contrari e loro risolvere le camarille cocortiane. Tu prima hai chiamato Cocorto, proprio sono frasi proprio nei loro ordini di stampa che parlano delle camarille cocortiane. Troverete anche qualche frase nel mio libro di questo. Pensate che nel giro di un anno avevano 74 sezioni sparse per la Sardegna, nel 22 erano 100, praticamente loro erano radicate e organizzate in ogni comune. È vero che in Sardegna in quel periodo c'era qualche fascista, perché il fascismo non esisteva, c'era giusto proprietario della miniera di Parco Avis, Sorcinelli, che era anche il proprietario dell'Unione Sarda, che aveva organizzato 4 scalmanati, li aveva vestiti di camicia nera e li usava per fare delle stupidaggini. Ma è lo stesso Emilio Lussu che sul libro Marce su Roma e dintorni ci dice che erano pochi, disorganizzati e che non contavano niente, ed è vero. Loro sino al 22 il fascismo non ha contato niente, e anche dopo il 22 non è che fosse così importante. Figuratevi che un giorno che hanno deciso di organizzare dovevano punire un sardista a Olbia, sapendo che erano pochissimi e che avrebbero preso solo colpi, fecero venire dei fascisti col traghetto da Olbia, pestarono a Olbia dalle russi da ferro e fuoco e se ne riandarono. Questo ci fa capire che questi fascisti in Sardegna erano inesistenti. In realtà, almeno sino al 24, poi io direi anche dopo il 24, noi abbiamo avuto sardismo, non abbiamo avuto fascismo, e abbiamo avuto bel sardismo, non brutto sardismo. Poi, perché la verità sardista del titolo? La verità sardista perché dopo il 48 era una verità molto scomoda sia ai sardisti sia a tutte le altre forze politiche dell'epoca. Era scomodo, cioè sapere che la Sardegna fascista era una Sardegna sardista creava dei problemi. Queste persone però erano delle menti eccezionali, erano intellettualmente molto oneste, non facevano queste cose per loro, per il loro benestare, in media loro pensavano realmente allo sviluppo della Sardegna e soprattutto cercavano di riottenere quello che in guerra gli era stato promesso, perché è vero che in guerra per farli combattere gli si prometteva mare monti, che al ritorno in Sardegna la Sardegna avrebbe avuto una rinascita, che sarebbe finita la povertà. Dopo la guerra il periodo era molto triste, illuminazione pubblica era più o meno inesistente, strade più o meno inesistente, c'era solo povertà. In più questi reduci erano chi mutilato, chi ormai era partito con un gregge di pecora, quando è ritornato i parenti se lo sono mangiati perché non c'era più nessuno che poteva lavorare e quant'altro. Il periodo era brutto, era triste, cioè c'era povertà. Pensiamo a 100 anni fa, diciamo che era una crisi come quella di oggi, sono cambiati i bisogni, ma era una crisi come quella di oggi, perché oggi stiamo vivendo una crisi molto importante e all'epoca c'era una crisi molto importante. Le evoluzioni comunque portarono a un giro molto veloce, come diceva Mario, loro conquistarono subito le province, non erano 1000, erano 2, provincia di Cagliari e provincia di Sassari, metà. Se fossimo oggi organizzati così, secondo me sarebbe molto meglio che una madre regione che non fa altro che sperperare soldi per clientelismo e pagare marchette. Loro con 2 province riuscivano a controllare bene. Avevano anche il presidente della provincia di Sassari, che poi divenne deputato, eccetera. Però cosa successe? Nel 22 persero le elezioni di Sassari, perso le elezioni provinciali di Sassari e iniziò a prendere un po' più piede, scusate, però è così, il fascismo.
il fascismo, e iniziarono a esserci molte problematiche soprattutto su Cagliari. Ci fu una coincidenza molto importante: il partito Sardo d'Azione decise di andare al congresso praticamente assieme alla data della marcia su Roma. Iniziarono un giorno prima e finirono un giorno dopo la marcia su Roma. Non si riesce a capire, ma sembrerebbe che Emilio Lussu conoscesse i fatti della marcia su Roma quando parlò al congresso il giorno dopo. Però non ci sono tracce che ce lo dimostrano, non ci sono voci. Su alcuni libri di storici ho trovato qualcosa, ma non ho trovato niente né sulle cronache dei giornali, dei quotidiani dell'epoca, e niente, giusto questa voce. Sembrerebbe che lui lo sapesse, però di ufficiale niente. Però il dato sicuro è che dopo il congresso di Nuoro i leader del partito Sardo d'Azione non rientrarono nelle proprie case, ma si riunirono in una riunione privata a casa di Pietro Mastino, che era era un deputato che non era stato rieletto al Consiglio provinciale di Sassari. Si riunirono per discutere, perché proprio in quel momento iniziavano a sapere il problema della marcia su Roma e avevano paura del fascismo, perché adesso, tornando a Cagliari, non solo si sarebbero trovati contro i 4 fascisti, ma anche la giustizia sarebbe diventata filofascista, e loro questo lo sapevano e volevano decidere un modo per non trovare problemi al rientro. Tant'è vero che pensavano anche che, scendendo verso Cagliari, di fermarsi, loro li chiamavano nei villaggi, paesi, e prendere gli amici pastori per cercare di organizzare qualcosa, ma lì si fermavano perché dicevano: faremo un bagno di sangue a Cagliari, e niente. Comunque rientrano a Cagliari, e da quel momento comunque gli attriti tra i sardisti e i fascisti ci sono, perché ormai erano le 2 forze più importanti, e si sentivano molto, cioè proprio era quotidiana la cosa, tant'è che Mussolini decise di mandare un emissario. Apro una parentesi: l'emissario era un certo Lissia, che era un sottosegretario alla finanza, che il giorno prima era un antifascista. Il giorno dopo la marcia su Roma entra al governo e diventa un fascista. Viene in Sardegna, viene a Cagliari e cerca, è venuto più che altro per fare propaganda, ma soprattutto per trovare un accordo pacificatore. Questo accordo fu trovato, sottoscritto, restò sulla carta, perché già la sera, appena lui andò via, ci furono di nuovo gli scontri. Questi scontri iniziarono a crescere, e come iniziava a crescere il pensiero sardista sul colonizzare il partito nazionalfascista, perché non è stato il fascismo che ha cercato di ammiccare i sardisti. In realtà Mussolini ha mandato in Sardegna il generale Gandolfo perché era un amico dei sardisti, hanno combattuto assieme, erano conosciuti. Però è anche vero che i sardisti avevano capito che l'unico modo per fare politica, per portare il benessere in Sardegna, era quello di unirsi a un partito nazionale forte, proprio come hanno capito oggi unendosi alla Lega e ottenendo il risultato che hanno ottenuto, portando i loro segretari nazionali al Senato, e soprattutto portare in Parlamento di nuovo il nome del partito Sardo d'Azione, perché il gruppo del Senato si chiama Lega Pisdaz, non si chiama Lega. E quando sentite le cronache nazionali parlare che la Lega è il partito più vecchio che ci sia in Italia, è una, posso dire, una cazzata, visto che il partito Sardo d'Azione fra 2 anni compirà 100 anni, è il partito più vecchio che c'è in Italia, è il partito che ha mantenuto il nome, il simbolo e la bandiera da quando è nato sino ad oggi. Se poi contiamo che non è nato quando hanno fatto il partito Sardo d'Azione, ma è nato quando hanno fatto l'associazione ex combattenti, perché era la stessa identica cosa, tant'è vero che loro, quando si riunivano al congresso, il congresso durava almeno 2 giorni, perché il primo giorno c'era il congresso dell'associazione e il secondo giorno c'era il congresso del partito. Le persone erano gli stessi, i ruoli più o meno non erano gli stessi, cambiavano solo la camicia, da sindacalisti diventavano politici. Questo è quello che succedeva. Quindi diciamo che il partito Sardo d'Azione 100 anni li ha già fatti, anche se ufficialmente li farà il 21.
torniamo all'accordo. Quindi in questo frangente loro capivano, perché iniziarono anche a chiedere incontri sia con Mussolini ma anche a Roma i deputati sardisti in Parlamento parlavano e cercavano di comunque arrivare al fascismo. Tra l'altro prima di questo periodo loro avevano cercato di fare il Partito Nazionale d'Azione, poi per mancanza di alcuni volumi del solco eccetera non si riesce a capire il perché non c'è stato il Congresso Nazionale, che comunque l'avevano fissato. Il Partito d'Azione Nazionale non è mai nato, la volontà di farlo nascere comunque esisteva, e c'era il Partito d'Azione Molisano e c'erano i contadini del Piemonte e c'erano anche gli autonomisti bresciani, che andavano tutti nel gruppo misto e parlavano tutti la stessa lingua politica, avevano tutti lo stesso pensiero, erano federalisti. Il partito molisano confluì da subito all'interno del fascismo, mentre il Partito Salvazione c'è il periodo di travaglio che è durato un bel po'. Nel dicembre del 22, quando arriva tra Natale e Capodanno in Sardegna il generale Gandolfo, lui inizia ad andare subito in giro per la Sardegna, a parlare bene dei sardisti e a parlare male dei fascisti. E trova il modo per fare il primo incontro con Emilio Lussu, non era solo perché c'era Endrich e c'era l'avvocato Pisano, giusto? In questo incontro loro fecero l'accordo, tant'è vero che poi nel Consiglio Provinciale di Cagliari del 23, gioco di parole ma è così, 23 gennaio 1923, Lussu nel suo intervento aveva detto a chiare lettere che la fusione non era fatta ma era questione di giorni, questione di limatura di accordi. Il vero motivo per cui Lussu si tirò indietro è difficile da capire, ci sono varie correnti di pensiero ma non si trovano tracce o documentazioni per cui lui si tirò indietro. Alcuni dicono che fu un telegramma fulminante di Beglini in cui gli aveva detto: sei un delinquente, stai rovinando il lavoro che abbiamo fatto. Altri dicono che non ha ottenuto quello che voleva ottenere. Vero è che lui non si è tirato indietro da subito ma è sparito e ha lasciato i suoi amici all'attacco. I suoi amici hanno ultimato l'accordo nel febbraio, però era un accordo ancora parziale, ecco perché Mario ci raccontava in 2 volte, era un accordo parziale. In quel periodo ci furono riunioni segrete, non segrete, la stampa scriveva di tutto, e soprattutto in quel periodo continuavano a screditarli di indipendentismo, perché apro una parentesi, l'indipendentismo del sardismo è una forma di politica moderna, non di quella che fondante, perché quando loro nascono federalisti e poi dopo il 48 eccetera eccetera lì inizia ad arrivare il pensiero indipendentista, ma in tutto quel periodo e quando sono nati loro erano autonomisti e credevano in una sovranità nazionale. Quindi manda i suoi amici che fanno gli accordi, ci saranno dei congressi. Come al solito nei congressi non trovano mai la quadra, perché nell'ultimo congresso prima della fusione al 90%, perché poi alla fine c'è stata una fusione più o meno del 90%, ci furono 3 ideologie, la fusionista, l'antifusionista e quella aspettiamo a vedere. In quel congresso vinse l'aspettiamo a vedere. Aspettiamo a vedere e nel frattempo nel mese di aprile più o meno confluirono il 90% dei sardisti, tutte le sezioni all'interno del Partito Nazionalfascista, che non cambia nome ma cambia uomini. Di fascisti ne sono rimasti 2 o 3. Alle elezioni del 24 su 9 candidati 5 erano sardisti, 1 era della corrente di Lissia, no, 2 della corrente di Lissia, quindi non fascisti, quindi 5 2 6 e 2 erano i fascisti. Alla Camera
Camera arrivarono solo sardisti, sia in maggioranza che all'opposizione, Lussu compreso, perché a quel punto avevo proprio scelto la fase di andare contro il fascismo. L'associazione segreta esisteva, l'hanno mantenuta a lungo, perché sia i sardisti che i sardisti fascisti comunque rimanevano uniti e cercavano di lavorare sempre per il bene della Sardegna. Chiudo, perché altrimenti non comprate il libro, non andate a leggerlo, dicendovi che il leader a quel punto, subito dopo la fusione, fu Paolo Pini, un sardista che diventò il leader del Partito Nazionale Fascista, che fu la persona che si dette di più da fare per raggiungere l'obiettivo del miliardo, perché era il premio famoso promesso, non era promesso come miliardo, ma quello era il premio famoso che arrivò. E la zona franca anche. Che di zona franca se ne parlò, ma si riuscì a capire che era una problematica un po' più difficile da affrontare, che andava comunque affrontata a livello nazionale e non in Sardegna, ma ottennero soprattutto, diciamo, la prima regione, perché quando arrivarono i soldi in Sardegna ci fu l'ufficio dei lavori pubblici, unico anche a livello nazionale, solo in Sardegna. Praticamente quei soldi erano gestiti sì, erano proprio gestiti qua. Era quella che oggi è l'inizio del riconoscimento dell'autonomia praticamente. Quei soldi arrivarono proprio perché Paolo Pili si spese molto e soprattutto perché maggioranza e opposizione, unica volta nella storia dei nostri deputati, votarono unanimemente. Il miliardo arrivò in 10 anni, c'è Paolo Secchi sul suo libro Sardegna senza eroi, che ci dice tranquillamente che i soldi arrivarono, cosa fu fatto, eccetera. Qualche riga io l'ho trascritta nel mio libro, quindi chi di voi chi lo leggerà troverà anche questo. Perché mi sono fermato al 24? Mi sono fermato al 24 perché le fonti era la stampa e dopo il 24, dopo l'assassino Matteotti, si parla di dittatura, quindi era facile screditare. Nessuno sino ad ora è riuscito a screditare il mio libro perché è ampiamente documentato. Voglio finire comunque parlando anche di politica moderna, politica d'oggi. Prima vi ho detto la crisi era uguale, cioè oggi è vero che non siamo poveri come allora perché comunque abbiamo tanto benessere, però abbiamo bisogni diversi. Io ho una figlia di 14 anni, mandarla a scuola so quanto mi costa e ogni tanto mi chiedo come faranno altre persone a riuscire a mandare i propri figli a scuola perché comunque costa molto. Questo è giusto un esempio, però la crisi c'è. Io vedo nei sardisti di oggi quei sardisti di allora, quei sardisti di allora che cercano una soluzione per portare il benessere in Sardegna. Ci sono riusciti nel primo passaggio. Voi ad Assemini siete il primo comune che sta facendo lo stesso esperimento. Purtroppo non sono asseminese perché altrimenti non avrei dubbi su quale lista votare. Guardo con molta attenzione a questo progetto perché penso che sia anche lo stesso progetto da portare alle regionali. Spero che sia lo stesso progetto, spero che sia quel progetto che inizi a invertire la rotta. Vedo anche nella Lega dei cambiamenti importanti, vedo in loro una sovranità molto importante, vedo in loro anche la volontà di riconoscerci quell'autonomia che noi abbiamo e che non abbiamo mai sfruttato, perché guardate che lo statuto autonomo una macchina di gran lusso lasciata 70 anni in garage senza benzina, perché ne avessero almeno applicato il 10-15% probabilmente non saremmo in questa situazione. Una cosa che chiedo oggi, non ci sono leader regionali dei due partiti, ma sicuramente un nostro dovere odierno
è quello che sia il Partito Sardo d'Azione a gran voce più del partito della Lega difendano Paolo Savona, perché è un sardo, perché è un sardo preparato, un sardo che conosce la materia, e penso che sia un sardo che possa fare molto bene per la nostra Sardegna e che possa portarci di nuovo quell'inizio di benessere che ci fu nel 24. Grazie. Grazie a Pierpaolo. Rubo solo un attimo perché per questa esposizione che ha fatto Pierpaolo ha fatto emergere come tanti problemi di oggi irrisolti lo erano anche allora, e ci tenevo in modo particolare a ricordare la figura di Paolo Pili. Paolo Pili, un deputato, un perito agrario, capace a quei tempi di organizzare, di far nascere il cooperativismo nelle campagne e di dare per la prima volta battaglia all'industria del latte, al monopolio del latte, degli industriali del latte, argomento ancora oggi molto attuale, che è da vostra conoscenza, purtroppo ancora irrisolto, però ci tenevo da agronomo a ricordare questo mio compianto collega. Che riconoscevi come fascista e non come salvista. No, come sardo fascista, dai, una via diversa. Allora, avremo piacere di ascoltare qualche vostro commento o qualche vostra richiesta di informazioni. C'è la disponibilità da parte di tutti. Nessuno? Domande. Tutto il dettaglio della prova dell'interrogazione. No, noi non No, il tempo corre, nel senso che stiamo andando un po' oltre. Basta essere qualcuno che ha letto il libro. un po' sintetici. Quindi dici qualcosa, no, vabbè, non qualcosa che può essere di parte, ma tra quello che sapete e quello che hai scoperto, se c'è qualcosa oppure sapete già tutto. No, leggerlo l'ho trovato molto importante perché è chiaro che per chi vive, come ho avuto modo di dire l'altra volta, il sardismo non come sentimento ma già come, spero, questo mutamento verso la coscienza, che è la cosa più importante, no? Cioè vivere come un qualcosa che va oltre il sentimento nella quotidianità di tutti i giorni. Poi ti spinge a chiederti perché tu senti questo, non solo per un senso di appartenenza, non solo perché pensi che tutti gli elementi identitari siano il volano principale del cambiamento, dalla lingua, la cultura, la conoscenza, la storia, il patrimonio, siano quelli che ci differenziano dal resto del mondo, ma giustamente io auspico che anche le altre realtà geopolitiche possano fare lo stesso e difendere le proprie radici, perché è l'unico modo che tu hai per governare una globalizzazione che è comune, altrimenti ti standardizza, no? E quindi hai bisogno, ecco, di leggere questi libri perché questi ti spingono a capire meglio qual è la radice, cioè che cosa scatena tutto questo. E ti senti parte di, io sento la Sardegna come una nazione, la vivo così perché mi riconosco in una storia, in una cultura, anche non siamo né migliori né peggiori di altri, voglio sottolineare, però siamo diversi. Tutto qua. Quindi hai bisogno di leggere questi libri per sapere perché. Non devi mai porti, cioè io cerco di non pormi mai dei limiti alla conoscenza, quindi sapendo di avere milioni di lacune, quindi ho bisogno tutti i giorni di darmi delle spiegazioni, ancora molte, non la stragrande maggioranza, a molte però. Vogliamo difendere la verità. Però parto da questo presupposto, non riesco a staccarmi, è il volano di tutto, che vale per Assemini, come vale per la Sardegna, come vale per un sardo che va all'estero. Questo che uno si debba uniformare alla cultura del posto, io non la capisco. Cioè io rispetto la cultura del posto ma vivo la mia cultura, non pretendo di insegnarla agli altri, di contaminare nessuno, però vivo la mia. Grazie Massimo. Voglio dire una cosa Sì, riguardo il passaggio
della prima guerra mondiale, la Grande Guerra, e tra l'altro quest'anno, come sappiamo, ricorre il 100° anniversario, il secolo della fine di quella tragedia immane. In particolare dei sardi in trincea alla brigata Sassari che non si capivano tra di loro, che parlavano di dialetti completamente diversi, e questo particolare poi si è rivelato molto importante per l'unione degli stessi sardi in trincea, perché c'erano degli sforzi incredibili di comunicazione e nello stesso tempo, per la prima volta nella storia, i sardi si sono ritrovati uniti tutti insieme verso un obiettivo che era quello poi di combattere, chiaramente, però non era mai successo prima per questioni culturali, geografiche, infrastrutturali, che i sardi si fossero trovati uniti. Quella è stata la prima occasione nella storia che i sardi si sono ritrovati uniti, e ritrovandosi uniti hanno condiviso una cultura di popolo, una cultura di nazione. Perché alla fine, perché noi ci definiamo nazione? Perché abbiamo quegli elementi caratteristici di una nazione, una lingua, un territorio, un popolo ben definito, cioè delle tradizioni, delle culture popolari. Siamo lì al centro del Mediterraneo, abbiamo questa identità forte che però nella storia, per una serie di vicissitudini, non si era mai potuta manifestare. La prima guerra mondiale, guarda caso, 100 anni di salvazione, è il momento clou dove i sardi si identificano in questa identità forte. 100 anni dopo cosa è successo? Cosa succede? Perché oggi è importante? Perché oggi è importante? Perché ci ritroviamo con quella, nelle stesse situazioni. La trincea oggi è la forte migrazione dei nostri giovani verso i paesi d'oltremare, in cerca di lavoro, in cerca di fortuna, soprattutto in cerca di lavoro e di benessere. Stiamo importando immigrati, stiamo esportando cervelli sardi buoni. Questa chiaramente non può essere una proiezione positiva per il futuro della Sardegna. È necessario invertire la rotta e trovare quello spirito di identità forte che ci ha caratterizzato lì nelle trincee del Carso. E questo, guardate, ognuno di noi ha avuto la possibilità di andare fuori dalla Sardegna, di vivere in altre regioni, in altri stati europei o del pianeta. Il sardo, quando incontra un altro sardo fuori dalla Sardegna, nasce quasi spontaneamente quello spirito di trincea, questa voglia di comunicare e di unirsi, proprio un'unità, è una cosa naturale, uno lo sente che c'è. Io non dimenticherò mai un passaggio alla casa d'Italia a Tangeri nell'83. C'era un professore di Carbonia che insegnava lì, un signore di una certa età. Ci fu questa serata di gara, una cena, allora sai, parla che ti parla, ognuno doveva raccontare il suo luogo di provenienza, le sue origini, le sue impressioni su questa serata. E questo signore, questo professore si alzò e fece un racconto talmente toccante, ma con il cuore proprio, che fece venire le lacrime agli occhi. E disse: ma perché noi questa forza, questa voglia di unirci, di stare assieme, di sentirsi strettamente legati a questa identità, ce l'abbiamo solo quando siamo lontani? E più siamo lontani e più è forte questo sentimento. Invece quando torniamo in Sardegna ritorniamo i pocos, locos e malunidos. Purtroppo nel come DNA allora io penso che questo sia il momento, perché alla fine, come giustamente dicevi anche tu, che questo è il momento di riavvicinarci un po' tutti in un unico progetto, un'unica idea, che è quella di dare una forza, cambia questa autonomia, dargliele con l'economia, in Sardegna. E dobbiamo essere noi protagonisti di questa evoluzione, tutti, per quello che possono dare, per quello che possono fare. Forza Valis. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole partecipare? No? Sono di capire di no. Gianluigi.
Allora, io direi che possiamo chiudere. Io rinnovo il ringraziamento a Pierpaolo, a Mario Carboni, a Gino Di Virgilio, editore, e ringrazio il candidato sindaco Antonio Scano, tutti i nostri volenterosi amici. Alla prossima, grazie.